siamo e come siamo diventati quello che siamo, cosa c'è stato alla base dei vari processi storici che ci hanno visto protagonisti e che ci hanno portati a essere in questa situazione. Mi esalto a ricordare i non rari momenti nei quali, a dispetto della storiografia imperante, i non rari momenti nei quali il popolo sardo ha cercato e ha avuto dei moti non solo di ribellione ma anche delle proposte diverse rispetto a quelle che poi sono state applicate di autogoverno e di autodeterminazione. Devo dire però che è sempre un sentimento contrastato, perché mi viene poi alla fine una grandissima tristezza, quasi una malinconia, nella parte finale del suo intervento in maniera certamente involontaria ma molto onesta. Omar me l'ha fatta venire perché ha rievocato processi storici e dinamiche che sono poi sotto gli occhi nostri anche al giorno d'oggi. I nostri fratelli, nostre persone con le quali condividiamo la vita, condividiamo le esperienze, condividiamo il posto sull'autobus, il posto in aereo, siamo vicini allo stadio, al teatro, in piazza, in chiesa, persone che antepongono la loro comodità, il loro tornaconto personale e non fanno una proiezione ragionando da comunità, cioè ragionando per la comunità nella quale vivono, a tutti gli altri, ragionando anche su loro stessi, sul fatto di quanto è brutto essere sempre dipendenti dal fatto che qualcun altro ti dice cosa devi fare, cosa devi dire, chi puoi frequentare, chi non puoi frequentare, se puoi venire qui, se non ci puoi venire, se puoi andare a votare le primarie o se non ci puoi non andarci, e se non ci vai non c'è nessuno che ti controlla e ti fa pagare, magari non rinnovandoti il contratto o isolandoti o facendoti qualsiasi tipo di ricatto, non dandoti più incarichi se sei un geometra, non chiamando più tuo figlio a fare il lavoro stagionale. Ecco, tutto questo è un sistema che si è perpetuato, le dinamiche degli invasori e dei colonizzatori sono state le stesse sempre, le abbiamo sentite raccontare, e io sfido chiunque di noi voglia farsi un ragionamento consapevole e onesto intellettualmente a non riconoscere in molti dei comportamenti che Omar ha rievocato quello che molti di noi vedono tutti i giorni, quello in cui molti di noi possono essere stati a loro volta consapevoli o meno strumento di queste cose. E dunque la malinconia e la tristezza viene a dire: ma se personaggi così grandi, così provvisti, così intelligenti, così formati, così coraggiosi hanno dovuto pagare tutto questo e sono rimasti con un pugno di mosche, ma abbiamo davvero noi la forza di continuare questa battaglia? Io credo che la risposta poi deve trovarla ognuno di noi al suo interno e capire fino a che punto si è disposti a rinunciare alle comodità e a rinunciare a far parte di questo sistema. E chi è qua, immagino, ha una scelta di campo, una scelta al suo interno, del suo intimo l'ha già fatta, ma insomma cosa si può fare per cercare di rendere consapevoli tutti gli altri nostri fratelli sardi di quella che è la situazione? Io mi ricordo di aver partecipato non più tardi di un mese fa, forse con Pierfranco De Vias, a un altro incontro da una parte in cui lui ha posto una domanda molto intelligente, come spesso gli capita, cioè cominciamo a chiederci come mai questo sentimento non è diffuso. Ma sarà colpa tutta di quel 1.400.000 persone, i nostri fratelli, che non ci capiscono? Sono loro che sono tonti o tutti venduti e non ci capiscono, o siamo noi che non riusciamo a spiegarci bene e non riusciamo a coinvolgerli e non riusciamo a creare quel movimento di opinione, a creare quel movimento di energie che è necessario per far aprire gli occhi alle persone? Questa è la domanda che deve aleggiare, secondo me, a seguito delle conoscenze che abbiamo appreso e che siamo tornati a riascoltare stamattina e altre che ne apprenderemo, visto che seguiremo l'invito di Omar di leggere, di informarci, di documentarci e di sperare che anche chi non è qua o i nostri figli possano poter accedere a queste informazioni. Ma l'ultima cosa che voglio dire prima di aprire il dibattito è: sento parlare di un sacco di battaglie che bisognerebbe fare in Sardegna, ci sono un sacco di priorità. Io continuo a dire
da giornalista, che non è neanche un genio, continua a dire che la battaglia principale della Sardegna è sul piano culturale. Se noi non faremo una battaglia su cultura e istruzione, su autodeterminazione anche nell'agenda culturale sarda, se non sapremo imporre un'agenda culturale sarda, noi partiamo sconfitti. Tutti ci battono, anche i più scarsi, che sono quelli che adesso sono in campo, perché la nostra generazione è la generazione che verrà ricordata come una generazione di stupidi, quelli che, mi dispiace, mi metto io per primo, ma tutti quelli che siamo qua, perché noi, tra l'altro, se perdiamo questa battaglia culturale e politica, mica la stiamo perdendo contro dei giganti del pensiero, ma guardatevi attorno, stiamo perdendo contro i più tonti che ci sono stati in Sardegna negli ultimi 100 anni. Cioè io mi rifiuto di pensare che persone intelligenti non sappiano elaborare un progetto culturale e farlo capire a una gran parte di persone meglio di Pigliaro, con tutto il rispetto dei suoi titoli, della sua nobilissima famiglia, del suo bravissimo papà, di tutto. Io il rispetto personale ce l'ho per tutti, ma dico, nella loro esposizione umana, istituzionale e politica, noi abbiamo a che fare non con dei giganti, abbiamo a che fare, è il momento storico più favorevole per far emergere una proposta diversa, un'agenda diversa e una cultura diversa, ma davvero noi non riusciamo a impegnarci e a trovare le modalità per sconfiggerli sul piano culturale. Evidentemente non siamo più intelligenti di loro. Questo interrogativo lo lascio, spero di non inquietare nessuno, ma lo lascio così come mio piccolo contributo a questa mattina. Adesso invece, come ci chiedeva prima, e credo che si vada così, apriamo il dibattito, adesso facciamo fare delle... Apriamo il dibattito adesso, facciamo fare delle domande. Perciò chiunque voglia, ci vuole sempre un primo volontario o una prima volontaria che dia la stura e poi il resto prosegue in genere di buona. C'è qualcuno, Maurizio? No. Prego. La settimana scorsa, di tardo pomeriggio, mi chiamano dalla regione, dall'ufficio di gabinetto di Pigliaro, dicendo che il giorno dopo Pigliaro sarebbe stato a Ussaramanna, a pochi chilometri da noi, e voleva incontrare i sindaci del territorio per parlare di scuola. Sarebbe stato lì per inaugurare un evento, un'altra questione, insomma, voleva incontrare i sindaci. Siamo andati a questo incontro, abbiamo incontrato Pigliaro. Ci abbiamo parlato un po'. A me ha fatto l'impressione di un alieno veramente caduto dal cielo, che anche quando dice delle cose intelligenti mostra comunque scarsissima capacità di compenetrarsi con i suoi ascoltatori, con i suoi interlocutori. Persino in un incontro molto riservato in cui si deve per forza stabilire una vicinanza forte, perché si sta parlando di cose molto concrete, molto immediate, che riguardano il territorio, sulle quali bisogna intendersi subito. Io non so se si tratta di persone tonte, come diceva Antonia. Non Pigliaro, dico in generale. Cioè, la cifra... Non è questa la faccenda, è che comunque veramente siamo in un periodo in cui c'è, in un momento in cui c'è una frattura terribile fra chi ci governa e chi è governato. È una cosa che gli amministratori locali toccano con mano. È un grande casino, ma è anche una grande opportunità. Non ci può essere un momento più favorevole di questo per cercare di farsi strada con le nostre idee. La seconda cosa che volevo dire, invece di segno un po' diverso, tutte le cose che abbiamo ascoltato stamattina sono delle cose interessantissime. Ieri sera l'abbiamo fatto anche a Milano Forru, l'abbiamo fatto in tanti paesi in questi giorni, e anche gli ideali di cui stiamo parlando sono fondamentali, sono cose di cui dobbiamo parlare sempre. Per convincere le persone bisogna parlare anche di cose più concrete. Lo sto dicendo perché l'indipendentismo, per come lo vedo io, è stato già rilevato da altri, ma credo che sia vero, non riesce molto a parlare a chi sta in città, e quando parlo di gente che sta in città, in questo caso intendo dire, non voglio chiamarli i ceti dirigenti, le classi dominanti, insomma, ma quelli che fanno girare i soldi, quelli che fanno girare i voti, quelli che sostanzialmente ancora oggi nella Sardegna nel 2017 hanno il potere, muovono le cose.
bisogna riuscire a parlare con questa gente, e con questa gente secondo me si parla prima di tutto di economia, di denaro e di come fare certe cose e di come tirarsi fuori da certe situazioni. Fino a che non riusciamo a convincere queste persone o a instaurare con loro un dialogo su questo terreno, su questi argomenti, è difficile che riusciamo a tirarli fuori dal loro interesse personale. Vedo che Pierfranco vuole subito dire qualcosa. Sì, no, io mi vorrei ricollegare a diversi punti toccati oggi, no? Naturalmente anche a questo passaggio che faceva Maurizio. Intanto volevo dire che mi sono reso conto ancora di più oggi di come in realtà la storia dei secoli passati continui a essere la storia che noi stiamo vivendo. Cioè ci sono gli stessi personaggi che però hanno cambiato nome, hanno cambiato vestiti e sostanzialmente fanno sempre quello. Abbiamo i mediocri al potere, ma non mediocri in quanto incapaci di avere una cultura, incapaci di percepire le soluzioni alle domande di questo popolo. Così come c'erano quelli che magari un cinese riferendosi alla reazione chiamava tigri di carta, no? Diceva sembrano chissà che cosa, ma poi sostanzialmente non credete che siano chissà cosa, cioè se vi organizzate vi rendete conto che questa tigre feroce in realtà è fatta di carta. Queste persone che ci amministrano, che noi paghiamo per amministrarci, cioè sono persone che voglio dire, abbiamo a che fare col capo dell'opposizione che il massimo che ha fatto nel suo mandato è stato farsi selfie in fianco. Cioè una persona che parla di sé mostrandosi in mutande dicendo guardate come sono. Questo è il capo dell'opposizione. Siamo stati governati da per fortuna ex assessora alla cultura che ricollegandomi anche a quello che giustamente diceva Anthony, dovrebbe essere uno dei pilastri del nostro essere sardi, che diceva che il sardo dovrebbe essere trattato come una lingua straniera. Cioè, abbiamo trovato la pubblicità istituzionale della scorsa Dies a Sardegna in qualche modo ricollegata all'Expo di Milano con non so se vi ricordate, io me ne sono ricordato perché ho visto su Facebook un post che avevo scritto proprio l'anno scorso in questa occasione e cioè veramente dicevo mi ero dimenticato di questo fatto che diceva che c'era un parallelo gastronomico con queste, quindi anche con coccodrilli arrosto e queste cose del genere. La grande conquista del maialetto sardo stemizzato, la grande conquista. Cioè, questo. Però c'è un fatto importante, cioè che non è importante la qualità di chi ti governa. Il fatto è che politicamente quello è il potere. Quello era un re, anche se era un mediocre, ma lui era un re. Questi possono essere mediocri, ma se ne sono visti anche di peggiori, non dico che sia tutto il peggio che si è visto, ce ne sono che insomma vanno in ottima compagnia anche nel passato e sicuramente alle prossime elezioni li troverete riprovare ad andare a carica. Ci sono poi anche degli altri paralleli, cioè il fatto che sostanzialmente quella lotta che si è combattuta nel Settecento è ancora in atto, diciamo con diversi, con fasi alterne, con un tenore diverso che sale e scende, cioè ancora qui stiamo cercando di regolare i conti con la storia, noi stiamo ancora oggi come allora regolando i conti di un'invasione che qualcuno successivamente ha chiamato questione sarda, che poi sostanzialmente è l'incompatibilità fra la nostra nazione e l'invasione straniera. Di questo stiamo parlando, anche se ci hanno convinto o più probabilmente costretto a parlare in italiano e tra di noi parliamo in italiano, ma sostanzialmente italiani non siamo, così come un senegalese non è un francese anche se parla il francese e così via con tutti gli esempi che potete trovare nel mondo. Questa soluzione non c'è ancora stata e questa soluzione è quella che ancora cerchiamo. Giustamente ci deve essere un riconoscimento culturale e riaffrontare quello che è un percorso collettivo di un popolo, quindi non solo l'intellettuale che ti spiega, ma un popolo intero che affronta un problema culturale nei confronti di se stesso e del proprio essere nazione in questo mondo.
quindi non di essere minoranza da proteggere sotto l'ala protettrice dell'invasore, ma di essere una nazione del mondo. In questo discorso, che ripeto prosegue nei secoli e non avrà risoluzione se non con la totale eliminazione etnica del popolo sardo, quindi non fisica ma etnica, quindi un etnocidio, cioè tu continui a essere discendenti di quelli ma non sei più quel popolo, così come è capitato a tanti popoli nel mondo e in vari continenti. Ed è quello a cui noi stiamo andando incontro. Noi stiamo andando incontro a un etnocidio, quindi la soluzione di questo problema può essere o l'etnocidio o il recupero della nostra identità, e quindi da cui non può, l'abbiamo visto nei secoli, non può esserci altra soluzione che l'autogoverno di questa nazione. Nel processo che noi stiamo affrontando ci sono altri paralleli. C'è il parallelo delle classi rivoluzionarie che riescono a prendere in mano questo tipo di percorso. A quel tempo la classe rivoluzionaria qual era? Era la borghesia. Angioy sì, era nobile, era legato con la nobiltà, e addirittura se era viceré, essendo un alternos, lui rappresentava anche una persona di totale fiducia dell'invasore. Però lui che cosa aveva? Lui aveva come punto di riferimento di classe, aveva la rivoluzione francese, aveva finalmente che le persone dovessero essere uguali e valere per quello che valgono e non perché sono figli di. Ecco, oggi noi ci ritroviamo in una situazione ibrida dove anche, ovviamente io parlo anche alla luce della mia impostazione di sinistra, però dico, nel mondo ci sono stati tanti cambiamenti e la questione di classe comunque continua a non essere mai sepolta, cioè è sempre all'interno di questa lettura delle cose. Oggi però, ad esempio, io vedo che quella che dovrebbe essere per eccellenza nell'era capitalista come classe rivoluzionaria, la classe operaia, oggi invece è ridotta a che cosa? È ridotta a merce sfruttata nei supermercati, domani saranno lì a vendere polli, a classe produttiva di una imminente nuova invasione delle coste dal punto di vista dell'edilizia e così via. Cioè, consumatori di prodotti sì, da altri. in questo momento mi sembra, spero di sbagliarmi, naturalmente la mia non è una lettura definitiva, ma anzi è un invito al dibattito e alla riflessione. Mi sembra che in questo momento la classe operaia in Sardegna sia in una situazione un po' confusa. Sicuramente disgregata, sicuramente sotto attacco, però in questo momento c'è una classe che secondo me sta lentamente raccogliendo quello che è il mandato di un nuovo passaggio storico all'interno della lotta di liberazione nazionale, ed è quella della piccola borghesia declassata in fase di proletarizzazione. Tradotto, sto parlando dei piccoli commercianti che stanno chiudendo per i grandi centri commerciali, sto parlando dell'artigianato che viene raso al suolo da un'invasione di patacche di ogni tipo, sto parlando dei lavoratori delle scuole, sto parlando dei lavoratori di tanti settori della società che non sanno se domani sono ancora lavoratori. Queste persone sono disposte a mettersi in gioco e dire: io produco, lavoro, faccio parte di questo tessuto sociale, perché devo morire? Mi conviene a me proseguire con l'Italia oppure no? Ecco, questa è la classe a cui apparterrebbe l'Angioy che fu. Cioè la classe che dice: in questo momento io sono quello che va avanti, che può far fare avanti, può far fare il passo avanti alla nazione. Sicuramente, chi sarebbe, proseguendo questo parallelo, chi sarebbe al posto dei vari personaggi lealisti, reazionari e così via? Sarebbero questi tigri di carta, sarebbero tutti quelli che ci guadagnano sul colonialismo, sarebbero tutte quelle persone che dicono: ma io non è che non sono indipendentista o non mi sento sardo perché non mi piace la Sardegna, a me mi conviene servire l'Italia, così come mi conveniva servire il Piemonte allora, oggi a me mi conviene servire l'Italia contro i tuoi interessi. E ma dice: ma se tu mandi avanti questo progetto distruggi la Sardegna. Lo so benissimo. Cioè, questi sono incapaci, però non è che sono scemi al punto di non rendersi conto che certe misure distruggono settori economici
radono al suolo aspetti culturali, mortificano per sempre dal punto di vista ecologico e ambientale alcuni territori. Lo sanno benissimo, ma hanno un interesse personale che li mette nelle condizioni di dire: a me, se i Savoia tornano in Sardegna e impiccano mezza Sardegna, lo so benissimo, ma io divento barone. E quindi, fatti i conti, quando muoio lascio un barone ad amministrare questa terra. Cioè pensano al loro interesse, loro agiscono in maniera individuale. La nostra risposta è agire in maniera collettiva. Agire in maniera collettiva dal punto di vista culturale e agire in maniera collettiva dal punto di vista organizzativo. E rientrando nel discorso in cui mi sembra di essere un po' passato, che faceva Maurizio, la questione di alcuni ceti, tu puoi andare a convincerli, ma devi stare attento perché quelli pensano al loro interesse personale, neanche tanto di classe, guarda, neanche tanto di classe, è esclusivamente personale. Con questo non significa che noi dobbiamo in automatico, e concludo, chiudere le porte al dialogo con chi vuole passare da questa parte della barricata. Io credo che una nazione, quando si libera, deve avere quante più energie possibili da quante più classi possibili, nel senso che comunque credo che sia evidente, credo che sia condivisibile a tutti che in questo momento non esiste una sola classe che contro tutte le altre classi può fare l'indipendenza. Qua c'è bisogno di ragionare di un progetto collettivo di una nazione che decida di unire tutti i diversi interessi, che a volte sono contrastanti, che a volte sono compatibili, trovare la compatibilità, organizzarsi e fare tutti un passo avanti contro quelli che vogliono lo status quo. Cioè lo status quo non può essere solo la demonizzazione dell'Italia, qui bisogna anche entrare nel discorso che l'Italia non è soltanto il tricolore o quello che ha quell'accento o quello che porta avanti quel tipo di politica. L'Italia è assolutamente incarnata e in funzione anche nella persona di tutti quei sardi che servono gli interessi italiani. Quella è Italia, non è che sia Sardegna. Quando io sento, no, ma comunque anche lui è sardo, no, aspetta, anche lui è sardo. Noi non ne facciamo una questione etnica o razziale, ma dei cognomi non me ne frega niente di dove sei nato e di cosa mangi, non me ne frega niente. Quali interessi stai servendo? Questi interessi? Allora sei un italiano. Stai servendo questi altri interessi? Allora sei dei nostri. Noi dobbiamo creare il solco, non la compatibilità, il solco, o stai da una parte o stai dall'altra. Non puoi servire gli interessi degli uni o degli altri. Significa semplicemente costruire con un'azione organizzata, collettiva, costruire una parte della barricata e dire chi vuole venire da questa parte. Non si può stare da una parte e dire di essere sardi, perché stai servendo l'Italia, tantomeno si può servire gli interessi dell'Italia e dire di essere indipendentisti, come alcuni fanno e sempre di più continueranno a fare man mano che usciranno i sondaggi. E bisogna trovare la forza di interloquire con gruppi e movimenti che si muovono sulla nostra stessa linea, ce ne sono tanti. Perché per il problema delle basi militari, giusto per fare un esempio, noi non possiamo pensare di risolverlo da soli, anche perché non è un problema che riguarda la Sardegna, è un problema di carattere internazionale che deve vedere coinvolte comunità a livello internazionale. Noi siamo deboli da questo punto di vista, proprio perché siamo sotto l'assalto di gruppi di potere che non sono più neanche i governi. Renzi ha un'inchiesta dell'Espresso al suo ufficio privato dentro un hotel a 5 stelle di proprietà dell'emiro del Qatar. Quindi Renzi ha il soldo di un emiro e questo noi non lo possiamo dimenticare. Il governo italiano serve altri potentati e noi stiamo facendo battaglie contro dei potentati che non sono più riconoscibili neanche dentro degli stati. E come facciamo noi a portare avanti una battaglia di questo tipo da soli? In queste condizioni qua in cui tra l'altro c'è un'emorragia di intelligenze dalla Sardegna che ci sta compromettendo la possibilità anche di elaborare un progetto politico, perché questo non bisogna dimenticarlo, quando le migliori teste vanno via, chi rimane, così come è successo in passato, sta accadendo anche oggi, perché Villa Cidro ha perso centinaia di giovani e meno giovani
che sono andati a cercare fortuna altrove, e noi questa forza come la costruiamo se continuiamo di questo passo? Bisogna avere la capacità quindi di relazionarsi con altri, almeno per quelle che sono tipologie di battaglie di carattere internazionale, fare il gruppo con gli altri, perché a livello più generale sì, si può essere più numerosi e più incisivi. La questione della classe operaia, purtroppo quello che io sono ingegnere meccanico, ho avuto esperienze di lavoro all'estero, sono nel nord Italia, anche in Sardegna, e devo purtroppo constatare che la classe operaia ha fatto proprio il cosiddetto modello borghese, e questo è un fatto molto grave, perché il modello di riferimento è quello. Certe battaglie non vengono più condotte perché si pensa, no, che non siano le cosiddette lotte di classe e quant'altro, perché dentro la propria testa non si appartiene più a quel cetto lì, si è già oltre, si ha un livello superiore, e poi il sbarcare il lunario significa poi magari non potersi comprare una casa, non potersi comprare una macchina, però se già ho il cellulare che mi consente di identificarmi con diciamo, il cosiddetto borghesotto di turno, per me mi consente già di pormi a quel livello lì. Quindi sul come muoverci, io credo che intanto certo c'è da fare un ragionamento profondo tutti quanti assieme, e questo è lo sforzo che dobbiamo fare, lo dobbiamo fare seriamente e onestamente, perché se no non usciamo fuori, non abbiamo tanto tempo a disposizione, perché il tempo sta passando e la situazione qua sta peggiorando. Io non lo dico così per dirlo, perché lo stiamo vivendo tutti i giorni, siamo sottoposti a un assalto senza precedenti, e la differenza rispetto al passato qual è? Che oggi la capacità distruttiva in gioco è nettamente superiore. Prima potevano disboscarti tutta la Sardegna, nel corso dei secoli questa foresta si poteva ricomporre. Oggi, quando ti distruggono un territorio con le fabbriche, con i gasdotti, con le trivelle, quel terreno tu non lo recupererai più. Ed è vero che un terreno senza lingua, che un popolo senza lingua non è un popolo, ma anche un popolo senza terra non è un popolo, perché noi ci stanno levando via quella, e se no non saremo più in grado di vivere nella nostra terra. Dove condurremo le nostre battaglie? E questo è un problema che ci dobbiamo porre, ed è necessario oggi almeno fare lo sforzo di unirci almeno su pochi temi comuni, ma uno di questi deve essere quello, la salvaguardia intanto della terra, perché noi quella la dobbiamo difendere, perché non ne abbiamo un'altra dove stare. E poi chiaramente tutti gli altri temi identitari nostri, della lingua, della cultura, perché sono fondamentali, perché sono quelli che poi diventano il collante per consentirci di fare altre battaglie, ma nel contempo aprirci e cercare contatti che già esistono attraverso organizzazioni politiche e movimenti, ma cercare contatti e collaborazioni con forze esterne che stanno conducendo le stesse battaglie, perché alcuni paesi che a noi ci sembrano esenti da un certo tipo di politica invece vivono come noi. A me è capitato di andare a Bruxelles in un incontro internazionale di comitati e trovare lì persone che arrivano dalla Finlandia, dalla Germania, che vivono gli stessi drammi nostri, persone che noi diciamo in Germania c'è il lavoro, l'assistenza sociale. No, non è vero. In Germania ci sono regioni dove i padri vedono i figli costretti a emigrare perché lì non c'è più possibilità di lavorare. In Finlandia la stessa cosa, la Finlandia è un paese ricco. No, io ho conosciuto un lappone che ha tutti i figli che sono dovuti andare via perché gli stanno devastando le foreste. Quindi anche questo è un problema che poi ha sempre la stessa causa, e la causa sono le multinazionali, i gruppi di potere che dove hanno possibilità di intervenire, siccome sono forti, attaccano piccole comunità, riescono ad avere il sopravvento. Noi dentro la Sardegna siamo pochi,
ma messi assieme in ambito internazionale possiamo essere tanti e possiamo essere incisivi. Quindi io dico, muoviamoci a diversi livelli, muoviamoci intanto tutelando la Sardegna anche dai sardi che stanno pensando ai loro interessi, sia per proprio comodo che per ubbidire a qualcun altro che arriva da fuori, per tutelarci dagli assalti di uno Stato che ha tutt'altro interesse che fare, diciamo, in qualche modo che fare i nostri interessi, e poi anche dalle multinazionali che si muovono seguendo delle logiche che poi mi pare che abbiamo ben chiare tutte quanti. Grazie. Se posso, volevo portare un contributo sulla cosa molto, molto pregnanti che diceva Antonio. C'è un episodio di questi mesi, io ho provato a lanciarlo nei giorni scorsi, sono stato non intimidito perché io non mi lascio intimidire, ma un prestigioso avvocato cagliaritano, esponente della casta di quelli che sono al servizio del sistema di potere che c'è in Sardegna, è intervenuto per 2 volte a proposito di questa vicenda che sto per dirvi, per dirmi di smetterla. La questione è SBS di Arborea. SBS di Arborea era un'azienda che è nata con nobili intenti nel settore dell'agrozootecnia e che è diventata un carrozzone negli anni 80, negli anni 90, perché sono state assunte dai vari esponenti politici maggiorenti dell'Oristanese un sacco di persone che sono state messe a lavorare o a non lavorare lì a carico dei conti di quell'azienda, ed è un'azienda che dunque via via è andata in uno stato praticamente fallimentare. La giunta Pigliaru ha deciso, come per Surighe, 2 Montagne, per la quale, vicende per le quali Pierfranco e il suo movimento hanno fatto delle battaglie che credo che siano ancora attuali e che bisogna portare avanti, ha deciso di vendere. Bene, c'era un'azienda sarda che va bene, che è la 3A di Arborea, che voleva comprare la SBS. Era già tutto fatto, si erano messi d'accordo anche sul prezzo. Nominalmente andava male dire di no a un'azienda sarda. La politica sarda ha trovato il modo di non dirglielo direttamente, si è comprata un po' di voti all'interno del CDA, scusate, dell'assemblea dei soci della cooperativa 3A di Arborea, e ha fatto in modo di mettere in minoranza chi voleva fare quell'operazione. Improvvisamente dall'oggi al domani un dramma, non riusciamo più a vendere, ma no, il compratore c'era già ed era naturalmente di oltremare, società Bonifiche Ferraresi, dove c'erano i soliti noti dentro, società che ha un fatturato di 10 milioni di euro. In Sardegna, in quella parte geografica lì, c'è un'azienda che opera nel settore dell'agroindustria, che si chiama l'Orto di Eleonora, che non c'entra niente con la 3A, che ha un fatturato in questo momento in un settore che è non secondario né per il presente né per il futuro, per l'economia della Sardegna, ha un fatturato di 22 milioni di euro e ha rapporti con le banche che sono a volte ansiosi, nonostante abbia un fatturato di 22 milioni di euro e sia un'azienda sana che lavora il 95% dei suoi prodotti interamente in Sardegna, prodotti sardi che vengono commercializzati in Sardegna e fuori dalla Sardegna. Si è fatta avanti e ha detto: scusate, possiamo fare un'altra cosa, siccome l'assemblea dei soci della 3A non voleva l'acquisto di tutti quei terreni, e facciamo così, i terreni li prendiamo noi, 300 ettari, e lì piantiamo zucchine, tutto quello che si potrebbe, melanzane, carciofi, tutto quello che è necessario per l'ortofrutta, e invece il bestiame, noi non abbiamo il know-how per gestire il bestiame, lo prende Arborea. Risposta della politica sarda: no, non possiamo scorporare, noi vendiamo a blocco unico. Risposta: perché doveva comprare Bonifiche Ferraresi, capitale sociale 10 milioni di euro. Cosa fa l'intelligentissima politica sarda, come già fatto con Alitalia? Siccome SBS è carica di debiti e il povero De Benedetti e il povero Ferrarini e la povera Bonifiche Ferraresi non può caricarsi quei debiti, creiamo una bad company. Noi gli diamo l'azienda, i debiti ce li teniamo noi, finanziati dalla Sfirs, perché così gliela diamo bella, sana, pulita, che può lavorare. Non solo, siccome questi non hanno i soldi per comprarla, non c'è problema, il governo italiano attraverso la Cassa Depositi e Prestiti gli dà i soldi per comprarla. Scusate, ma la compravo anch'io così. Se li davano a me i soldi la Cassa Depositi la compravo anch'io. No, ma io non sono De Benedetti, e non sono Ferrarini e non sono quelli.
Bene, queste cose io ho raccontato l'altro giorno, nessuno, naturalmente i giornali, le televisioni, né gli altri partiti politici, nessuno fa l'avete visto il centrodestra fare una battaglia su SBS? No, perché sono tutti d'accordo. Però l'intervento che è ancora lì, questo avvocato cagliaritano, amico di Pigliaru, che ha lasciato 2 commenti in cui ha detto basta oltraggiare, basta. Cosa c'è? Una nuova querela, una nuova denuncia, una nuova cosa, cioè non ne posso più di queste cose. Però dico, alla fine la battaglia culturale, chi la vuole combattere davvero? De Vias che va insieme al suo partito in 50, 100, 200 persone a occupare Surighelli, Muroni che ha così ogni tanto questa pazzia di dire guardate che sta succedendo questo, 10 milioni, 22 milioni, Cassa Depositi e Prestiti, l'Orto di Eleonora, nessuno dice nulla. Cioè, tutte quelle cose giustissime che Antonio Muscas ci ha detto succedono sotto i nostri occhi e non è che non le sappiamo, noi schiviamo, si diceva per chi si è bambino, non lo sapevamo 40 anni fa, forse i nostri genitori non sapevano cosa gli succedesse, oggi lo sappiamo in tempo reale, c'è qualcuno che ce lo racconta, ma lo vogliamo sentire? Secondo me molti non lo vogliono sentire. Prego Giovanni. L'infrastruttura fondamentale carente in Sardegna è proprio quella culturale, ma quella culturale sarda, perché se Pierfranco parla del solco famoso che si deve creare fra chi pensa in un modo e chi pensa in un altro, io che tutta la vita, da quando ho 15 anni che faccio politica e faccio una politica diversa, non una politica di partito ma una politica proprio di retrovie, di trincea, mi rendo conto che esiste un cuscinetto fra il potere e l'autodeterminazione. Parlo da femminista, che non è una cosa assolutamente slegata, femminismo, autodeterminazione e indipendentismo, perché sono sempre delle posizioni minoritarie che la società rifiuta. Quindi questa zona cuscinetto che esiste fra potere alto e autodeterminazione di qualsiasi tipo diventa muro di gomma se gestito dal potere con dinamiche che a me stanno spaventando sempre di più, perché c'è la percezione che noi viviamo in un paese democratico. L'Italia è tutto tranne che un paese democratico. La democrazia formale, che è sotto gli occhi di tutti, delle persone ignoranti, ignorare non vuol dire non aver studiato, ignorare per come lo uso io vuol dire non essere consapevoli e quindi si crea questo muro di gomma. Ma guarda che noi qui possiamo fare, possiamo persino sceglierci parlamentari, i sindaci dei grossi centri, li possiamo scegliere noi, ci sono le primarie che sono quaternali, è un problema grossissimo questo, perché noi non veniamo percepiti come sì, cosa vogliamo? Noi possiamo avere tutto, possiamo avere, come ha detto Antonio prima, possiamo avere l'operaio che ha le stesse cose dell'ingegnere, ci illudono, l'operaio per avere quelle cose si indebita, la classe dirigente si nutre dei debiti dell'operaio. L'altro giorno c'è stata una polemica in cui proprio spiegavo questa cosa. Noi siamo il bancomat della classe politica che ci fa credere che siamo liberi e autodeterminati. Scegliere il candidato premier, scegliere il candidato di della segreteria del partito non è democrazia. Noi siamo eterodiretti, quindi la difficoltà è questa. Io parlo molto con le persone, sono sempre in giro, da tutte le parti. Da poco è successa una cosa, c'è Paolo in sala, c'è stata una discussione su Facebook fra la madre e altre donne, tutte in ambito femminista, e lei si è rivolta in sardo a questa donna che le ha detto: ma come ti permetti di parlarmi in sardo? Mi stai offendendo? Cioè, sì, una comunista, capite? Cioè succedono queste cose. Allora, io ovviamente non è che voglia dare suggerimenti perché sono un soldato e sono in trincea, ma dobbiamo muoverci in un modo come Sun Tzu che ti consigliavo. Noi dobbiamo avere sì le persone esposte politicamente, i De Vias, i Muroni, gli Onis che fanno le cose, però
ognuno di noi si deve fare carico della quota di responsabilità. E se Anna Rosa, dov'è Anna Rosa, Maurizio, Isabella vanno nelle scuole a parlare ai bambini della storia sarda, noi dobbiamo trovare questo tipo di approccio, noi dobbiamo essere un ventaglio di azioni nella società sarda, perché la società sarda non viene, come dicono, cioè sono tutti italiani, in tutte le dinamiche, cioè io ho delle amiche che a volte mi scioccano, perché mi dicono, ma stai sempre protestando? E poi l'ultima cosa la voglio dire, promuoviamo cultura sarda. Io mi sono rotta le palle di promuovere autori di incultura barbara italiana che vengono qui portati sul palmo della mano, gli offriamo le cene, gli offriamo i festival. Non voglio essere separatista, però stoppiamo con quella cultura che non è cultura, che è soltanto ignoranza, e ci stanno rovinando le nuove generazioni. Solo questo volevo dire. Tonino. Io ero venuto per ascoltare, ma è troppo stimolante. Io volevo venire qua stamattina, però non volevo venire da solo. E allora mi sono messo al telefono, ho fatto diverse telefonate. Poi alla fine uno l'ho trovato, che mi ha detto sì, vengo a ascoltare, mi interessa. Però le precedenti telefonate le ha fatte a un ex comunista incazzatissimo col PD, con Renzi, con Bersani, non gli va bene nulla, non gli va bene Pigliaro, c'ha le balle rotte, niente, io andiamo a fare, cosa c'è? Oh, i soliti acchiappanuvole. Acchiappanuvole siamo. Faccio un altro numero, un ex militante del movimento di Arbau, incazzato anche lui, non è contento perché il movimento Arbau ormai è uno zerbino del PD. Benissimo, andiamo, vieni a Fordoggiano, vediamo se riusciamo a... se con questa legge elettorale non ce la possiamo mai fare. Perché a me ieri. No, devo andare a San Francisco, alla festa. Allora veniamo al punto, io non voglio parlare degli altri, guardate, gli altri sono talmente mediocri da essere impresentabili, è vero, però hanno una grande capacità di mimetizzazione. Una volta usano Palomba e perdono, però vince la destra. Una volta usano Pigliaro e perderanno, perché io auguro lunga vita a Pigliaro, perché abbiamo bisogno di tempo per organizzarci. Più Pigliaro governa e più la posizione possibilista, alternativa, ha tempo di crescere, perché non è pronta. Se Pigliaro domattina si dimette per ragioni di salute siamo fottuti, perché noi non siamo pronti. Io faccio un esempio che mi compete per la quota di mia parte. Io sono uno che ha militato precedentemente in un altro modo, credendo nella possibilità del riformismo moderno che potesse conquistare spazi di autogoverno all'interno della logica italiana. È sbagliato, non è possibile, ce la mettono sempre lì dietro, non c'è nulla da fare. Ho maturato questa convinzione che e parto da un elemento importante che vorrei travasare, perché dobbiamo parlare di noi, non più di loro, dobbiamo parlare di noi. Il prossimo futuro è che loro si trasformeranno da indipendentisti. Siccome sono svegli e hanno capacità di fare sondaggi e hanno le antenne dritte come ce le abbiamo noi, e hanno capito che l'area che tira è quella, per cui loro si vesteranno da indipendentisti. Marincheda, secondo me, diventerà il leader della rinascita sardista in chiave indipendentista. Il problema non sono loro, io vorrei parlare di noi, e parlo dalla parte che mi conviene. Io sono un tesserato del Partito Sardo d'Azione. Io lo chiedo ai miei amici dirigenti, ma non me lo sanno dire voi, loro, e non lo sappiamo neanche. Qual è la posizione del Partito Sardo oggi? 29 aprile 2017. Abbiamo detto che si può votare domani mattina. Bene. No, tranquillo, vedrai, il 28 si riunisce il Consiglio nazionale addirittura e daremo la linea.
rinviato. La linea non c'è. Settimo rinvio consecutivo. Capito? Non c'è linea, cioè il partito sardo è momentaneamente autistico, non è in condizioni di. Io sono un caro amico di Columbo, grande poeta, grande regista. Se ne vuole andare, vorrebbe andarsene, io ho detto, se te ne vai fai esattamente il gioco di quelli che hanno solo un problema, ti vogliono togliere dai coglioni perché gli serve quel posticino, perché se tu stai fermo lì, è sempre caso, addirittura, io ho detto, anche se si perde tu diventi consigliere regionale, perciò stai buono, loro vuoi peggio, però certo fai qualcosa, ma io non posso fare questo una banda di scalmanati, vabbè, porta pazienza, date da fare, non c'è nulla da fare. Cristian Solinas è venuto una volta, tornando da un funerale da Sassari a Cagliari, è passato per Nuoro, non è mai venuto in linea diretta. Una riunione tra noi, io mi sono messo di dire, smettiamo di fare le riunioni tra noi a parlare di Lusso, Simon Mossa, così via. Andiamo fuori e parliamone con gli altri, non c'è verso. Allora, torniamo al punto di partenza. Gli acchiappa nuvole. Il problema è questo, o noi riusciamo a sintonizzarci con l'aria che tira, diventando prima di tutto credibili, diventando una possibile alternativa, e io devo dire che rispetto al passato, parlo dei SAR, dell'INS e così via, abbiamo secondo me nel tempo costruito una possibile immagine credibile. Devo dare atto, soprattutto a De Viasa, io apprezzo molto l'apertura, cioè questo di dire noi insieme, questo è il punto, perché incontri sempre sì, ma tu vuoi fare la rivoluzione con Mulenda, basta. Cioè il problema non dobbiamo fare l'analisi del sangue ai leader, noi dobbiamo parlare ai sardi. Se poi ognuno per conto proprio si organizza anche attraverso Mulenda, ci beviamo di Mulenda, cioè a me non mi interessa, io non sono in grado di fare il selezionatore di una nazionale di calcio, io la faccio con i giocatori che sono disponibili a giocare una partita. L'importante è che sia almeno chiaro qual è l'avversario. Noi abbiamo l'avversario certo, ma noi, quelli che devono scendere in campo per batterli, ci siamo, chi siamo? Arriviamo a 11, perché se siamo già in 9 probabilmente perdiamo, se siamo in 8 sicuramente perdiamo, se siamo in 6 ci danno una palla al centro, non ci fanno, attualmente non ci fanno manco scendere in campo, perché se non cambia la legge elettorale stiamo perdendo tempo. Allora mettiamoci degli obiettivi: primo, diventare credibili, non acchiappare lui. Adesso secondo me occorre urgentemente attivare dei processi chiari, come si dice, molto pressanti, imponendo e richiedendo, facendo sempre fuori, la riforma elettorale. Se non cambiano le regole del gioco, questi si organizzano per fregarci un'altra volta. Allora occorre immediatamente costruire un sistema, io non lo so quale sia, io so solo che non è possibile che un'altra volta 75.000 o 80.000, 100.000 voti possano non prendere neanche un consigliere. Occorre creare degli spazi per avere la speranza almeno di vivere. Se è vero che c'è l'aria politica che cambia, dobbiamo interpretarla, per cui noi dobbiamo lavorare molto tra di noi per costruire un percorso che sia credibile, e soprattutto evitando un errore classico, ma vero che non c'è. Non partire dalla testa, non partire dai vertici, non individuiamo adesso i leader, andiamo a cercare le risorse, portiamo gli 11 in campo, 11 giocatori che giocano la partita. L'allenatore lo stabiliamo dopo, oppure il capitano, quando abbiamo gli 11 lo nominiamo insieme capitano, non partiamo dal capitano, facciamo la squadra. Però io faccio un appello, è già tardi perché può essere che questi sono talmente abili che l'insufficienza politica di Pigliaru, non potendola affermare, la giustificano con un certificato medico. Prendono atto che il tempo è tiranno e potrebbero essere capaci di accelerare i tempi, perché loro hanno bisogno di accelerare. Più passa il tempo, più rimane Pigliaru e più loro hanno una preoccupazione, per cui però noi contemporaneamente abbiamo il problema che con questa legge elettorale siamo a rischio, punto. Buon lavoro. Si parlava prima di agire a vari livelli, anche Antonio,
Muscas prima faceva questa affermazione, è vero, c'è l'aspetto culturale, la battaglia culturale che è determinante, c'è il problema di parlare con le categorie sociali, con le persone, con le comunità locali che è determinante, c'è il discorso di creare relazioni virtuose tra tanti soggetti diversi che è determinante. Però io sto vedendo, la mia esperienza politica non è lunghissima, però seguo la politica quando ero bambino sostanzialmente, quindi ne ho visto, e non ho più purtroppo una tenera età, ne ho visto tante. Allora, io vedo in Sardegna in questo momento che c'è una fase di riassestamento molto profondo, ma non perché si siano verificate delle novità clamorose, ma semplicemente perché c'è un certo processo, che ormai è avviato da molto tempo, che sta assumendo una nuova forma, dove contano sì le varie organizzazioni, le sigle, ma conta moltissimo anche l'adesione diffusa a un'altra prospettiva, e questa adesione diffusa è difficile da percepire. Io la percepisco regolarmente quando vado nei posti a parlare, tipo in questi giorni sto girando per le scuole. Quello che mi meraviglia non è solo e tanto l'attenzione dei ragazzi, che è comunque importante, parliamoci chiaro, ma molto anche l'attenzione per esempio dei docenti. E guardate che la scuola in Sardegna non è sempre stata in prima linea come diciamo nelle battaglie politiche, perché la scuola ha sempre avuto, lo sappiamo benissimo, una certa, come dire, era organica una certa parte politica per lo più, no? Sappiamo che però che questo legame si è spezzato. Adesso la scuola sarda è in una situazione particolare. Io penso che sia un elemento, un fattore molto importante da tenere presente. Io nella mia esperienza ho dovuto fare una campagna elettorale molto difficile, quella delle ultime regionali, e mi è toccato parlare con tantissime persone, anche perché mi era stato appioppato questo ruolo di assessore possibile, come forse qualcuno si ricorda. Però ho dovuto parlare anche col mondo della scuola. Il mondo della scuola a livello sindacale mi diceva: guardate, tra di noi ci sono diversi che vorrebbero anche votarvi, però se ci vediamo facciamo in modo che non ci vada nessuno, quindi ci troviamo in qualche posto isolato, oppure venite a casa in ore strane, a questi livelli. E mi dicevano: io forse vi voto anche altri due miei colleghi, però gli altri sì, gli piacerebbe, ma non lo faranno perché comunque. E questa risposta ce l'ha data il mondo della scuola, ce l'ha data un sacco di gente. Io vorrei votarvi, però il mio principale ha già promesso, ho tolto il pacchetto di voti a Tizio, quindi se poi gli manca il numero sanno che sono io che non li ho votati, quindi così. Allora, si tratta di fare un lavoro capillare, diffusissimo, che adesso ha più presa, e attenzione, il fatto che ci sia stato un precedente la volta scorsa di rottura, diciamo, degli schemi ha il suo peso. È vero che la volta scorsa eravamo vincolati a dei fattori restrittivi piuttosto consistenti, perché abbiamo avuto pochi mesi di tempo, probabilmente avendo più tempo avremmo anche creato una coalizione ancora più ampia, perché c'era un dialogo col Fronte Unido, perché c'era un dialogo con altri soggetti, e sicuramente se fosse durata di più è probabile che avremmo trovato una soluzione anche più ampia. Allora, sulla legge elettorale stiamo attenti, io sono d'accordo con questa legge elettorale, ma io mi aspetto però non che la migliorino, no, ma che la peggiorino. Io sono sicuro che abbiano già nel cassetto un paio di proposte pronte per renderla ancora più restrittiva. Non possiamo noi fare il calcolo che nel Consiglio regionale attuale lavorino a favore della loro dissoluzione. Io penso che se lavorano a qualcosa, lavorano o per mantenere quello che c'è o per peggiorarlo. Quindi proviamo a fare anche il calcolo che sia necessario partecipare al gioco con queste regole. Facciamo anche questo calcolo. Dobbiamo farlo realisticamente, non possiamo escludere questa possibilità. Facciamoci due conti. La volta scorsa è andata a votare la metà, poco più della metà degli aventi diritto, però al referendum costituzionale del 4 dicembre è andata a votare molta più gente. Allora ci sono delle cose in movimento, bisogna essere in grado di intercettarli, e serve un lavoro capillare di tanti soggetti, serve anche un'intellettualità organica a questo vasto movimento. Io sono contentissimo, adesso vi dico una cosa che può sembrare brutta, ma no, è bella, sono contentissimo di non essere più un militante politico, di non avere più la tessera di un partito, di non essere più dentro una formazione politica, perché così posso lavorare per tutti. Cioè, io
sono più libero sicuramente e posso essere organico a qualcosa di più ampio di un singolo partito piccolo o grande che sia, e così tanti altri, e c'è un riconoscimento reciproco. Stiamo attenti, ci sono delle cose in movimento, non avremo il tempo per far quagliare questa cosa, non lo so. È vero che gli altri hanno l'interesse a chiudere il più rapidamente possibile questa esperienza della giunta Pigliaru, però attenzione, anche loro hanno dei problemi, quindi se l'avessero voluto fare, se gli fosse convenuto, probabilmente l'avrebbero fatto approfittando del malore, della cattiva condizione di salute di Pigliaru nei mesi scorsi. Non l'hanno fatto perché anche loro non sono così pronti e hanno davanti a sé delle incognite. A livello italiano la classe di... Anche a livello sardo. E anche a livello sardo, sappiamo benissimo che... Insomma, non esattamente così come ci siamo adesso, ma poi un attimo dico anch'io cosa. Quindi io faccio sempre mia la massima gramsciana di essere pessimisti con la ragione, perché bisogna essere estremamente pragmatici, bisogna ragionare in termini rigorosamente e spietatamente pragmatici, e in questo senso leggo anche l'appello di Maurizio a coinvolgere anche altre forze, altre che in realtà oggi come oggi hanno anche pochi riferenti in giro. Però bisogna essere anche ottimisti con la volontà, cioè essere sicuri di quello che stiamo andando a fare, così come lo erano i rivoluzionari sardi, che non avevano nessuna garanzia di riuscire, però ci hanno provato. Quindi bisogna buttare il cuore oltre l'ostacolo, no? Cioè bisogna avere una visione, una prospettiva che va oltre l'immediato, e poi sapendo anche che questi processi hanno un'inerzia molto forte, quindi non è che perdiamo le elezioni, oddio, siamo morti, non succederà più niente. No, non è vero, funziona un po' come il lievito, il fermento. Le cose poi maturano. Io dall'esperienza di Sardegna Possibile, di cui un sacco di gente parla malissimo come di una sconfitta, di una debacle, ma cosa volevate fare? Io vedo che qualcosa è stata fatta e la cosa sta germogliando in tanti terreni diversi. Chi se ne frega se non siamo stati eletti, ma cosa me ne importa? Manco ci volevo andare io, voglio dire, come me tanti altri. Ma era importante creare un precedente, così come altre forze che sono emerse. Pierfranco ha fatto un'esperienza nella campagna elettorale scorsa che sicuramente è stata estremamente formativa, perché ti costringe a incontrare le persone, a parlarci, farti carico dei problemi, anche a parlare in pubblico in un certo modo. Sono tutte esperienze che si maturano, che se non si butta via niente. Io sono sicuro che oggi siamo più preparati di 4 anni fa, di 10 anni fa, di 15 anni fa. Allora cerchiamo di mettere insieme queste cose, sapendo benissimo che abbiamo a che fare con una situazione difficilissima, con persone disilluse, con una classe operaia proletaria che sta aspettando l'assistenzialismo anziché darsi da fare a lottare. Ma non lo sto aspettando, non cadere anche tu in quell'errore, perché io mi incazzo, perché noi così stiamo facendo. No, hai ragione, bisogna considerare. No, hai ragione, giusto Giovanni. Hai ragione, gente che ha famiglia, che deve camparsi. No, per carità, su questo hai ragione, stiamo parlando con esseri umani. Sono 50 anni di... Certo. Di coso... Di lavaggio del cervello anche. Certo, non hai perfettamente ragione, non è facile. Però non perdiamoci d'animo, e io volevo dire solo questo. A me mi confortano gli esempi del passato, dice ma loro hanno fallito. Intanto ci hanno provato e qualcosa sono riusciti a farla. E poi non è detto che vada sempre così, ragazzi. Se posso, io veramente sono venuto qua per non dire nulla di politico, però adesso sono combattuto perché noto che anche all'interno dei militanti più avanzati c'è una sottovalutazione, una autosottovalutazione di quello che sta succedendo in Sardegna. E allora vinco tutte le mie ritrosie degli ultimi mesi e vi dico alcune cose che non ho mai detto fin qui in pubblico. Come voi sapete, io ho fatto questa scelta di campo in tempi non sospetti, ma ho la possibilità di parlare quotidianamente, perché mi cercano loro soprattutto, con personaggi che hanno occupato o occupano posti di preeminenza all'interno delle istituzioni, personaggi con i quali ho anche buoni rapporti personali, su tutti il presidente Pigliaru, con il quale ho un ottimo rapporto personale, ma sono diviso da una feroce valutazione politica. I più tonti
uso una parola che ho usato anche ieri sera, nuovo in genere non la uso mai perché io ho sempre rispetto di tutte le intelligenze. I più tonti ci dicono, per spaventarci, la legge elettorale, dove volete? L'ho scritto su Facebook, dove volete andare? Sì, invece di prendere 70.000 voti ne prenderete 75.000. Nessuno di voi verrà eletto. Poi, sì, bellissima questa cosa ideale, siete veramente avanzatissimi, però bisogna avere il radicamento sul territorio, noi ce l'abbiamo, voi non ce l'avete, noi abbiamo il potere clientelare, possiamo assumere 100 persone da interinali all'ASL per 6 mesi, voi non ce lo avete, i più tonti. I più intelligenti, dai filantropi in giù, che sono molto intelligenti, hanno molta paura, tantissima paura, di noi tutti assieme e anche di alcuni di noi singolarmente, perché alcuni di noi potrebbero non fargli passare il messaggio di acchiappatori di nuvole, perché tanti di noi presi singolarmente, io non sono mai stato un acchiappatore di nuvole, lui non è mai stato un acchiappatore di nuvole, nessuno di noi nella nostra vita privata è stato un acchiappatore di nuvole. Perché dovremmo essere, se ci organizziamo come movimento politico-culturale esteso a tutte le classi sociali, socio-economiche della Sardegna? Loro lo sanno che non siamo tutti acchiappatori di nuvole e hanno paura. Non cambieranno la legge elettorale se i sondaggi gli diranno che loro arrivano primo e secondo. Loro sono la stessa cosa, non lo negano più, non lo ha negato neanche Renzi l'altro giorno nel dibattito su Sky. Loro sono la stessa cosa, difendono gli stessi interessi, difendono le stesse consorterie, gli stessi poteri economici che li finanziano personalmente attraverso le fondazioni, le associazioni, si arricchiscono personalmente, tutta quella classe lì si arricchisce personalmente e alcuni di noi avrebbero potuto arricchirsi personalmente se avessero continuato, se avessero voluto frequentare quel mondo. C'è il modo per farlo e anche per passare indenni rispetto alle leggi. Lo fanno benissimo, lo sanno fare, c'è un sistema organizzatissimo. Non cambieranno la legge elettorale se si rendono conto che sono primi e secondi. Non hanno ancora deciso se non cambiarla. Perché i sondaggi non li fanno solo loro, li fa anche qualcuno di noi, dicono oggi in Sardegna che c'è una situazione alla francese. Alla francese significa che quello che ha più seguito, cioè il 25%, poi ce n'è uno col 22%, poi ce n'è uno col 20%, poi ce n'è uno col 18%, significa che non significa nulla, significa che ce la giochiamo in campagna elettorale con questo sistema elettorale, significa che bisogna non avere paura, non farsi spaventare dal ricatto della legge elettorale, perché quello lì è fatto solo per allontanare delle persone da noi, per dirgli guarda che se vai con quelli non vieni eletto, guarda che se voti a quelli sprechi il tuo voto, guarda che mi devi dare il voto utile perché se no vince Cappellacci oppure se no vince Pigliaru. Noi la battaglia la dobbiamo fare su questo, dobbiamo scardinare il sistema del voto utile e della paura della legge elettorale, perché non è vero, non c'è più nessuno che vota per lo stesso partito da quando nasce a quando muore come era per mio nonno, non è più, già per mio padre non è stato più così. E per me certamente non sarà così e non è stato così. E non lo è neanche per gran parte della società spesso trasparente, sarda, che è prontissima a scegliere un progetto diverso. E guardate che se non glielo diamo noi, glielo daranno quegli altri, che lo hanno già dato a Roma, che lo hanno già dato a Carbonia, che lo hanno già dato a Siniscola, che lo hanno già dato da altre parti. I sardi non ne possono più di Pigliaru e di Cappellacci, di Emilio Flores e di Soru, non ne possono più di nessuno di questi, la gran parte dei sardi. Se noi non ci convinciamo di essere noi l'alternativa per la Sardegna, per fare qualcosa di positivo per la Sardegna, se lo prende il 5 Stelle, che non ha un progetto per la Sardegna, e ce lo dicono, me lo dicono a me i miei amici deputati, il sindaco di Assemini, che sono miei amici personali, e che mi dicono noi non ce l'abbiamo, non siamo organizzati, speriamo che vinciate voi, ci dicono gli esponenti del 5 Stelle. Ma noi non lo sappiamo, siamo i primi che non siamo convinti di questo. Che ci facciamo ancora fare il discorso, la colpa è la nostra, di tutti noi, di tutti quelli che si vedono fin qui di nascosto, ma lo diciamo che ci stiamo unendo o non lo diciamo che siamo anche amici o non lo diciamo, la colpa è anche nostra. Bisognerà cominciare a ragionare e cominciare a far sapere ai sardi, ai militanti, alle cose che stiamo ragionando sulle cose da fare, non sull'esame del sangue,
ma sulle cose da fare, sulle cose concrete da fare per dare un altro progetto ai sardi. Ha ragione Omar, ha ragione chiunque l'abbia detto, non ci importa nulla di chi sarà il candidato o se sarà di nuovo una candidata. Ci importa che sia una persona autorevole, convincente, che sappia tenere tutti assieme, deve avere tutte quelle caratteristiche che tutti sappiamo, ma se anche c'è il candidato migliore o la candidata migliore, come già c'era 5 anni fa, e non c'è un coinvolgimento della società e dei militanti, non servirà a nulla. Invece di prendere 70.000 ne prenderà 100.000, non servirà a nulla. Un'altra valutazione vi do, perché non sto a parlare di sondaggi perché non sarebbe serio, però che mi dicono di dire chi si occupa di queste cose. I 300.000 voti di Pigliaru, voi che girate per la Sardegna, voi che girate per i vostri paesi e per le vostre città, sono voti in crescita o in discesa? I 70.000 voti di Michela Murgia più i 10.000, quanti erano di Pierfranco De Vias, sono voti in crescita o in salita? Così si fa la politica. La politica si analizza attraverso i trend. Il trend non lo può fermare nessuno. Loro sono in discesa ed è inevitabile che scendano. E questo movimento, se lo incarneremo noi o se lo incarneranno altri, è in salita. Quando arriveremo a 200.000, non lo possiamo sapere in questo momento. Ci mancano forse 2 anni, forse 1 anno, forse 6 mesi, non lo sappiamo ancora. Ma quello che dobbiamo rifugire è la paura. E dobbiamo soprattutto smontargliela. Quando parliamo con la gente, quando incontriamo qualcuno che ci dice con questa legge elettorale devono stare attenti loro a non arrivare terzi, perché se il centrodestra arriva terzo e non mette neanche un consigliere regionale, per loro è un problema, perché loro hanno gente che vive di politica, che si è organizzata per vivere di politica per tutta la vita, e se arrivano terzi sono morti. E allora sì che la cambiano la legge elettorale, se si rendono conto dai sondaggi che rischiano di arrivare terzi. Ultima cosa, Pigliaru, Manincheda, Cabras, gente intelligentissima, infatti le partite se le stanno chiudendo adesso finché sono al governo, tutte le partite, aeroporto di Alghero, autorità portuale, tutto quello che conta, SBS, perché sanno che non ci tornano più lì, lo sanno già che non ci tornano più. Hollande, sapete quanto aveva preso 5 anni fa al ballottaggio? Il 53,6%. Sapete quanto ha preso il suo successore come candidato? Il 6%. In Francia, un paese più grande dell'Italia, più industrializzato, più ricco, più coerente, perché per 70 anni solo quei 2 partiti si erano alternati alla guida della Repubblica francese. Non è più così. E perché se non è più così in Francia la prossima volta il centro-sinistra invece di prendere il 33% come ha preso non può prendere il 15%? Chi l'ha detto che non lo prenderà il 15%? Io sono convinto che sono più vicini al 15% che non al 33%. Dunque gli altri voti sono contendibili. Spetta a noi cercare di prenderci. Bravo! Devo fare, scusate, prima di presentarmi devo fare un esperimento. Vi chiedo di alzarvi, per favore. Grazie. Grazie. Allora, proverete una bella sensazione, quindi vi chiedo di mettere la mano destra sulla spalla destra. Ok? Grazie. Benissimo. No, vi sto prendendo per il culo. E questo è il percorso che vi voglio raccontare della mia vita. Perché sono qua oggi? Potete sedere, Fatto l'esperimento. Esatto. Questo è l'esperimento che sta cambiando la mia vita. Ve lo volevo raccontare così perché penso che sia la cosa più semplice da raccontare. Io arrivo dal Sulcis Glesiente, sono un ex operaio al Coop. A un certo punto mi sono reso conto che in Sardegna c'è chi arrivava e mi diceva cosa dovevo fare e lo facevo senza pensare, come avete fatto ora voi con me. Chi sono io per dirvi di alzarmi? Per mettere la mano destra sulla spalla e poi la sinistra nella fronte. Allora ho riflettuto su questo, ho detto, qua arriva la gente e ci dice cosa fare e come farlo. E noi lo facciamo senza pensare. E quella è la cosa più importante che dobbiamo insegnare alle nuove generazioni. A pensare, a riflettere, poi saranno loro a prendere una decisione, ma a usare la testa. Ciò che noi abbiamo fatto nei Sulcis quando abbiamo accettato il compromesso delle miniere e delle fabbriche. Io dentro c'è un conflitto gigantesco, sono figlio di un operaio, nipote di un minatore, fa parte del mio cuore, della mia esistenza, ma ora sto iniziando a vedere la mia terra in una maniera un po' differente e ci soffro. Il mio cammino, come parlavo un'amica lì, che del mio amato Sulcis, era un percorso molto difficile,
perché in base a questi interventi avete già comunque analizzato questa cosa qua. I succitani che lavorano in fabbrica o in una fabbrica di morte dove si costruiscono delle bombe non sono, come ho detto, degli assassini, no, sono persone povere. Tutte le persone povere sono facilmente ricattabili e noi dobbiamo rivolgerci a loro con il cuore in mano. Non stanno lì per costruire una bomba che va gettata in qualsiasi conflitto. Sono lì per pagare il mutuo, per andare a scuola i bambini, per dare da mangiare alla famiglia, e dobbiamo rivolgerci a loro con rispetto, perché siamo persone che hanno bisogno di aiuto, perché siamo persone povere, quindi ricattabili. Io sono un cantante, canto in un gruppo che si chiama Gola Secca. Tra le altre cose, Gola Secca nasce qua nel Varigato, perché mio papà è di Lattirso, quindi il lago Podeo, Gola, Saula, Sicca, perché mio nonno diceva sempre a mia nonna, quando ero bambino, zicchina, la zicchina o canuro, Saula e Sicca, nel periodo della grande siccità. E chiedevo a mio nonno, ma nonno, perché se la gola è secca crescono questi alberi lì sotto così grandi? E mio nonno diceva, figliolo, gli alberi crescono così grandi perché quando hanno sete spingono le radici in profondità a cercare l'acqua, finché non la trovano continuano a crescere. E ricordati che più le radici sono profonde, più il tronco è solido e resiste a tutte le intemperie. Ecco cos'è Gola Secca, ecco cos'era già il mio principio, a cui mi sto avvicinando ora anche politicamente, ma soprattutto, come avete detto, è una rappresentazione proprio di cuore per la propria isola, no? E chiudo dicendovi un pezzo della nostra canzone intitolata Sono Killer, parla di guerra, che ho scritto una notte mentre assistevo ai bombardamenti israeliani in Palestina. Se vuoi cambiare il mondo devi iniziare dal tuo paese, se vuoi cambiare il tuo paese devi iniziare dal tuo villaggio, se vuoi cambiare il tuo villaggio devi iniziare dalla tua casa, se vuoi cambiare la tua casa devi iniziare da te stesso, e io ho iniziato a farlo. No, la mia osservazione era su questo. Non penso di poter competere con Omaronis in termini di storia, ma a me non piace la data del 28 aprile, ma solo per una ragione, per come si è chiusa e non perché ho la coda d'Italia. Quando ho studiato storia della Sardegna, che l'ho dovuta studiare diciamo a mio rischio e pericolo, perché non è che me l'hanno propinata a scuola, torniamo al discorso che viene affrontata al limite con la lingua come una lingua straniera, la storia meno della storia straniera. Però non mi è piaciuta perché si è chiusa male, e continuiamo sempre a chiuderla male. Secondo me si chiude male anche questa. E poi, perché mi volevo ricollegare a quello che aveva detto Intoni, con cui non ci conosciamo, ma ti do del tu, scusa, ad esempio della lettera che il presidente del Lanci ha mandato ai sindaci, dove diciamo che la vertenza entrate è bellissima la prima parte, no? Dell'orgoglio, dobbiamo ricordare perché l'abbiamo fatto, cosa chiedevamo, anche se poi si è perso, ripeto, non mi piace come si è chiusa e mi rimane questo. Però ad esempio lì si dice la vertenza entrate, ci dobbiamo mettere dentro anche il discorso dell'avanzo delle amministrazioni. E io non sono d'accordo. Perché? Perché io credo che se abbiamo avanzo dell'amministrazione non dobbiamo solo pensare che l'Italia sbaglia, che il governo sbaglia, che ci sta facendo tagli. Dobbiamo anche interrogarci, ma noi li stiamo spendendo quei soldi che abbiamo, no? Io conosco amministrazioni vicine alla mia, amministrazioni anche capaci, però 500.000, 600.000, 700.000 di avanzo dell'amministrazione. Vuol dire che non stiamo spendendo, stiamo dicendo che non ci servono, ma siamo a questo, non ci servono, e come? Però perché questi comuni, ci siamo svegliati a novembre, un gruppo di sindaci, WhatsApp a protestare contro la nuova contabilità, la contabilità armonizzata, a novembre, quando l'11 novembre inizia a protestare e il 30 novembre io posso fare l'ultima variazione al bilancio. Ma siamo scemi, siamo veramente con quella mentalità di tanto c'è la proroga e poi me la danno. No, ci dobbiamo organizzare prima. Io in paese ho solo avanzo fisiologico, perché? Perché c'era un'opera pronta, un progetto pronto, lì li ho messi. Mi possono dire è alterato, non l'avevi detto nel programma, non me ne frega un cavolo, ma indietro non tornano. Nei progetti pronti li ho messi, perché non abbiamo fatto tutti così? Quindi quello che dico io è svegliamoci un po', forse siamo davvero più tonti
Non che gli altri siano tonti, però a volte siamo veramente più tonti. Ma sai perché molti altri sindaci non l'hanno fatto? Perché molti altri sindaci sono italiani nella testa e sono frutto di una fisiologia che si è sviluppata così, sono cresciuti all'interno di partiti, sono cresciuti all'interno di un sistema che li porta. Io conosco sindaci che non spendono o che spendono perché l'assessore di riferimento gli dice io ti do i soldi e arriva questo ingegnere. No, lo sto inventando, però. Questo è il il sistema. sindaco, cacchio, perché l'ha fatto dimettere la sua maggioranza perché gli ha detto ma perché stai invertendo i programmi? Perché devo spendere? Devo spendere in quelli pronti. Loro non erano una continuazione dell'amministrazione esistente. Magari non erano d'accordo con quelle scelte, ma ormai erano per il paese. Quindi anche questo dobbiamo vedere. Se no, se continuiamo a piangerci, la legge ce la fanno sbagliata lassù. Qualche volta la legge ce la fanno sbagliata lassù. E noi correggiamogliela laggiù, non capito, non scusate, però questo è perché, ripeto, io sto soffrendo, tra virgolette, però davvero ci sono comuni nella nostra zona che non hanno l'amministrazione delle cifre che dicevo prima. E allora certo ci sentiamo defraudati, però forse qualcosina di più si poteva fare. Scusate se intervengo nuovamente, ma volevo proprio aggiungere delle cose, perché man mano che il dibattito è andato avanti, sorpresa, è saltato fuori che effettivamente abbiamo visto la dimostrazione ulteriore che stiamo continuando con la famosa battaglia di 200 anni fa, no? Di 300 anni. Cioè, per quale motivo? Perché fai due giri e di cosa stai parlando? E stai di nuovo riparlando di prendere nelle tue mani il tuo destino. Cioè il problema è all'ordine del giorno, bisogna studiare le formule, bisogna studiare i metodi organizzativi, però il problema è sempre quello. Cioè quello che si chiedevano i nonni dei nostri bisnonni è il problema di cui stiamo ancora parlando oggi, cioè è sempre un problema non risolto. E guarda caso, vertenza entrate, questioni fiscali, sono sempre gli stessi problemi anche fiscali che attanagliavano la nostra povera gente, che non facevano altro che lavorare come bestie e poi vedersi portare via anche, anche il minimo per sopravvivere, non il lusso, il minimo per sopravvivere. E allora mi ricollego a un discorso che ho l'altro giorno con Tonino sulla questione della tomba, la famosa tomba inesistente di Passi d'Azzaro. E guarda caso, nessuno sa dove sia la tomba di Eleonora d'Alborea e nessuno sa dove sia la tomba di Angiolo. E la tomba di Sannaccorda dov'è? Nessuno sa dov'è. E Ciloco, purché non avesse la tomba, hanno sparso cioè l'hanno incenerito e hanno sparso le sue ceneri al vento. Cioè non devi avere un punto di riferimento, devi, secondo loro, costruire una cesura storica, devi tagliare la tua storia e dire no, quella è finita lì, tu sei un'altra cosa, tu non sei più quella stessa storia, sei un'altra cosa. E allora che cosa fanno loro? La storia è stata sconfitta, quindi... Sconfitta è negata, e tu nella tua scuola non devi conoscere la tua storia, no? Adesso, l'importanza rivoluzionaria di questa giornata, che cos'è? Appunto, è ricordare che questa storia esiste, che noi siamo gli stessi di allora e abbiamo gli stessi problemi di allora, ed è per questo che loro non vogliono che esistano, che si conosca la nostra storia, non vogliono che esistano le tombe dei nostri martiri, non vogliono che noi viviamo la nostra sardità, la nostra identità in una maniera continuativa. Loro ci vogliono persi nel passato a fare nuraghi in attesa che arrivassero i romani, poi spariti, poi una tale Eleonora d'Alborea che non si sa cosa facesse, aveva fatto questa carta d'uva e basta, non è successo niente per 1000 anni, no? Tranne questa tizia che nessuno sa poi manco dove è finita. E poi all'improvviso, per fortuna, noi sempre soli, abbandonati e a non capirci a vicenda, perché si sa che i sardi fra di loro se parlano in sardo non si capiscono. E poi sono arrivati gli italiani e ci hanno salvato e finalmente abbiamo avuto realizzazione di noi stessi e abbiamo trovato il nostro posto nella storia. Ecco, recuperare la storia non è una cosa fine a se stessa, recuperare la nostra storia è una cosa politica
progettuale ed è all'interno di un risveglio nazionale, che deve essere culturale, come diceva giustamente Anthony, e aggiungo che deve essere, cosa su cui siamo tutti d'accordo, che deve essere organizzato in maniera dialettica, dove la visione storica non deve essere lasciata da parte, così come non deve essere lasciata da parte quella economica, quella sociale, ma anche quella abitativa, ma qualsiasi cosa vi salti in mente del vostro vivere sociale, devono essere messi tutti insieme in un grande progetto politico. Finalmente questo un giorno prenderà la luce. Grazie. Concludo, e così adesso ci prendiamo tutti l'aperitivo e poi ci mangiamo una cosa che inizia a essere tardi. Concludo ringraziando l'amministrazione di Fordongianus che ha messo a disposizione i locali e che quindi insomma gentilmente grazie a tutti voi anche per essere venuti. Adesso la giornata continuerà insomma dopo il pranzo anche con iniziative nel pomeriggio, quindi insomma una giornata di festa. Grazie.